L'ufficio non è ancora pronto, ma il nuovo sindaco di Rossano Veneto, Marco Zonta, è già al lavoro. Obiettivo? Dare continuità all'amministrazione di Morena Martini. La campagna elettorale in paese, e non solo, è stata serrata, ma negli ultimi giorni è spuntato un risvolto alquanto macabro che ha visto vittima l'assessore Elga Battaglin, davanti alla cui porta di casa sono stati gettati alcuni gatti morti. Un gesto inappropriato innanzitutto a 360 gradi, e di cattivo gusto, e poi comunque non so se si voleva essere qualcosa di intimidatorio. Devo dire che se l'intenzione era quella non c'è riuscito assolutamente. Però resta comunque la gravità del fatto, non so, indipendentemente, ripeto, possiamo ragionare su qualsiasi cosa, ma cose del genere comunque non andrebbero fatte. Anche perché c'è stata la violazione di un domicilio, in quanto non è che la casa sia proprio lungo la strada, cioè la porta, quindi hanno dovuto scavalcare una recinzione, attraversare un giardino, depositare o lanciare, adesso non so poi la dinamica, e quindi insomma tutto molto molto deplorevole. Sui vetri del mobile alle sue spalle c'erano fino a poche ore fa i ritagli dei nastri delle tante inaugurazioni delle opere realizzate dall'ex sindaca. Adesso quale sarà il primo ritaglio che vorrà attaccare? Il primo pezzo di nastro che non solo che vorrò, ma che attaccherò alle mie spalle sarà quello della piazza,